Il Covid taglia gli stipendi dei padovani e a farne maggiormente le spese sono le donne. I dati sono stati elaborati dal CAF della CGIL che ha analizzato le prime 25.000 dichiarazioni dei redditi eseguite dal 19 aprile, data in cui è iniziata la campagna fiscale. Secondo il sindacato quasi la metà dei lavoratori, il 44% nel 2021, ha dichiarato meno rispetto al 2020, una perdita di circa il 13%, mediamente 3.300 euro. Le categorie più penalizzate sono le donne e i giovani. Sono i soggetti ancora una volta più penalizzati perché di fatto partono già da un reddito decisamente inferiore a quello degli uomini e cala ulteriormente del 2% rispetto all'anno precedente. Già l'anno scorso avevamo fatto un'analisi che di fatto aveva già visto 10.000 giovani e 10.000 donne perdere di fatto il posto di lavoro, e questo si trattava appunto del periodo ancora pre-Covid, quindi la situazione è davvero allarmante. Nel 2020, inoltre, circa un terzo dei lavoratori sono dovuti ricorrere ad un ammortizzatore sociale con pagamento diretto dall'INPS. Un terzo dei lavoratori dipendenti quest'anno sono stati di fatto obbligati alla dichiarazione appunto perché avevano ammortizzatori sociali pagati direttamente dall'INPS. Quelli pagati direttamente invece dalle aziende, quindi che non transitano per l'istituto, ancora non siamo riusciti ad analizzarli, ma il campione insomma è ancora diciamo così all'inizio. L'INPS, l'istituto, non invia la CU a casa dei lavoratori, quindi spesso questi sono inconsapevoli di dover essere obbligati alla dichiarazione al 730, e quindi stiamo facendo anche una campagna di informazione nei confronti di tutti gli iscritti in questo caso, per avvisarli appunto che nel caso in cui abbiano avuto cassa integrazione o disoccupazione, NASPI, devono di fatto presentare la dichiarazione dei redditi. Dai sindacati il timore è che il 2021 possa essere ancora peggio del 2020, visto lo sblocco dei licenziamenti.